Domani ad Agrigento, per celebrare la Giornata internazionale della donna, saranno diverse le iniziative, ma una assume un significato particolare perché vuole essere un ricordo, ma anche una riflessione su come è facile cancellare i sogni delle donne. Nel nostro caso, di una giovanissima ragazza la cui fine fa ancora tanta rabbia. Stiamo parlando ovviamente di Alice e di quanto accaduto quel triste giorno del 2017 sulla Rupa Atenea. Ecco perché parlare di festa della donna, soprattutto adesso, è assolutamente fuori luogo. E domani 8 marzo alla giovane Alice Schempri verrà intitolato il laboratorio linguistico del Liceo Scientifico Leonardo, la scuola che la giovane frequentava. L'iniziativa è stata voluta dal Sor Optimist Club di Agrigento, presieduto da Margherita Trupiano. La proposta del club era stata approvata immediatamente dal Consiglio d'Istituto e dal dirigente scolastico Patrizia Pilato. Domani alle 8:30 al Liceo del Viale della Vittoria si terrà la cerimonia per intitolare l'aula ad Alice, alla presenza dei familiari e del sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Abbiamo voluto, dice la presidente del Sor Optimist Margherita Trupiano, che la scuola frequentata da Alice potesse sempre ricordarne la memoria. L'aula che porterà il suo nome servirà a formare e far riflettere le nuove generazioni sulla necessità di porre in essere un modo di relazionarsi finalizzato al perseguimento del bene collettivo tramite l'ascolto e il rispetto della donna e dei suoi ruoli. Questo, conclude Margherita Trupiano, è l'insegnamento che lascia Alice Schempri. Dal canto suo il dirigente scolastico Patrizia Pilato afferma che grazie al Sor Optimist il liceo accoglie il ricordo tangibile di un'alunna che ci fa riflettere su come non deve mai la violenza subita connotare l'identità di una persona. Dobbiamo dunque fare un passo in avanti nell'ascolto dei giovani, delle loro attese, delle loro inquietudini e dei loro progetti.